Buonasera, ben chiataz con Gnovis. Agli squadri di Bue di Buinore è scattata l'offensiva russa in Ucraina, cui principali siti militari bombardati e i chiari armati capaci per le strade dalle città. Tensioni alte in tutti i paesi dalla NATO, comprendute l'Italia, che spiete di capire quali scassaranno le quintris mesuris dall'alleanze atlantiche. L'Ucraina è un paese europeo, una nazione amiche, una democrazia ferita dalla sua legittima sovranità, alla dito il Presidente del Consiglio Mario Draghi, pandin solidarietà al popolo ucraino e al Presidente Zelensky. Intanto è al massimo il livello di allerta dalla base americana di Davian, dove che il 31esimo Fighter Wing ha inviato diverse missioni di pattugliamento ai confini orientali. E il Consiglio regionale dal Friuli Vignesi Giulie ha approvato all'unanimità una mozione di POE alle iniziative dal Governo e dall'Europa per far finire l'invasione. A sclarinus la mozione sono i stessi consiglieri. Il Consiglio regionale, molte volte, ha saputo dare un messaggio politico unanime, forte, per far capire che la politica non può accettare che è succeduto, una decisione, un'invasione che è inqualificabile e che creerà sicuramente grande devastazione e problemi per l'umanità e per le popolazioni coinvolte. È un'emozione fondamentale che segna che è un impegno di un Consiglio regionale, look di democrazie e quindi look di rispetto delle democrazie. Siamo impegnati a far sì che la democrazia, che è il della pace, che è il del confronto, che è il del dialogo, non venga sostituita da che è invece la forza, l'oppressione e purtroppo la guerra che stiamo vedendo che sorrisca in Ucraina a causa proprio di un'invasione che venga a opprimere un popolo. Abbiamo condannato la guerra come soluzione dei problemi tra i popoli e di altre bande anche abbiamo portato la solidarietà a tutto il popolo ucraino sui problemi che ha, ma anche ai nostri concittadini che dopo questa guerra avranno problemi economici, problemi sociali, quindi bisogna essere pronti a far fronte anche a queste difficoltà. Sono disevozzi morti colpe dal Covid-19 in Friuli Vignesi Giulie tali ultimi 24 ore di case un uomo di 50 anni di Trieste manchiati in chiesa, 290 sono i nuovi casi positivi saltati fuori a fronte di 5.584 tampons molecolari e 8.676 test svelti antigenici. 16 i pazienti ricoverati in terapie intensive, 271 invece che ospitati in altri reparti dagli ospedali. Una quarantina i casi di infezione dentro dal sistema sanitario regionale, 27 invece che dentro gli schiasi di ricovero per anziani tra ospiti e lavoratori. Schiars rispetto dalla distanza di sicurezza e dall'uso dagli scorsis. Sono queste le cause principali da incidenti sull'autostrada A4 in tale analisi fatte dalla Polizia Stradale di Autovis Venetis. Su un totale di 43 milioni di passaggi dal 2021, gli incidenti sono stati 194, di questi 109 anche a dentro i camions. Il killer CD alla contatto Gianluca Romiti, comandante al centro operativo autostradale, alle la distrazione che tanti svoltis e le ade all'uso dai telefonins fur dalle regulis. Noi al mette più in pericolo l'incolumità e la vita dai guidatori, al siere Romiti, più di che comportamenti di incoscienze. Due giovani adolescenti sono stati denunziati dalla polizia perché sono i responsabili di danneggiamenti e atti vandalici alla scuola medie Lozer di Pordenone. I due di 15 e 14 anni in 4 differenti occasioni erano entrati dentro in scuole, disbuedati estintori e sporchiacciati le aule con scritti socis, con di più italiani dai 7 ai 20 di febbraio, erano stati portati via dalla scuola anche 20 tablets e dispositivi elettronici.
Un FUC alle partite vuet al prim dopo di misdì all'imbarchiador quinto di Trieste. Lis flamis son taccadis in tune cabine di trasformazione elettriche d'ogni dal magazzin 53 dall'imbarchiador. Sul puest son rivaz da Urman i pompiers con tune autobotte e une motobarchie. Dopo distaccare la rete elettrica, i pompiers hanno distudato il FUC, causionato dalla masse chiame dal macchinari. E come spazi alla rubrica Novis dal Mont. Per la puntata di VE di Novis dal Mont si sposta in Spagna in due località turistiche. La prima è Marbella, che in più di tirà ogni anno migliaia di turisti, dall'autunno ven all'ospitare le iniziative culturali proiettate dall'en Friul Palmon, ad un con la regione Friul Vignesi e Giulie, per far conoscere tal forest la figura di Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla nascita. Il coordinamento degli avvenimenti, che sono stati messi dentro dal programma annuale degli avvenimenti culturali della città, sarà in mano al Fogolar Furlan di Marbella. Il Museo dal Grabado Contemporaneo è uno dei più importanti musei di incisione contemporanea in Spagna, al darace a un'evore di avvenimenti. Una collaborazione che zove tanto al Fogolar che al museo, come che nos conte Mercedes Cole, insieme col segretario dall'assessorato alla cultura, Germán Borrachero. Buongiorno, siamo qui a Marbella, la città di Marbella, con Germán. Che si è dimostrato tanto gentile con il Fogolar Furlan per fare la mostra di Pasolini, per commemorando l'anniversario della nascita di Pasolini, che saranno 100 anni adesso il 5 marzo, e la mostra vogliamo farla in autunno, forse ottobre. Niente, ti ringraziamo, so che ci hai fatto qualcosa per il Fogolar Furlano rispetto a Pasolini e grazie di tutto. Penso che è necessario celebrare il centenario della nascita in omaggio alla sua opera, ma anche più necessario celebrarlo il suo modo di vedere il mondo e rivendicando la figura di Pasolini nella società odierna, dove più volte noi stessi abbiamo tagliato la nostra libertà. Grazie Germán, grazie anche alla città di Marbella. La mostra sarà qui al Museo dell'Incisione qui a Marbella e speriamo che possa venire anche qualcuno dal Friuli. Mandi e grazie. Grazie mille, grazie. Grazie. Altris località turistiche di grande rilevanza in Spagna sono le Canaris, dove che stain si fa fieste per 100 anni di vita dal Fogolar Furlan, che sfogolar al può svantare di vedentri anche il presidente dal Comite Circoscrizione Isulis Canaris, l'organismo rappresentativo dalla collettività italiana e di promozione dall'italianità tal mondo. Ale Maurizio Mior, nasciuto a Monza, ma che il paridante al vignive di Morsan dal Tiliment. Nus fevele dall'importanza di questa elezione il presidente dal Fogolar, Stefano Degano. Buongiorno a tutti, buongiorno Furlans dal Mont. Soy Stefano Degano, sono il presidente del Fogolar Furlan dalle Canaris e che c'è il paradiso là che sin. Io vivo qui, sono arrivato al 2000, quindi sono 22 anni che vivo qui e sono già più di 10 anni che abbiamo fondato il Fogolar Furlan Canarie, abbiamo appena celebrato l'anniversario. Siamo contenti perché abbiamo una novità. Si sono formati nuovi comites, che sono i comitati degli italiani all'estero, e noi abbiamo presentato un candidato, che è Maurizio Mior, è un candidato che il Fogolar ha rappresentato e alla fine
è stato votato come presidente del Comites. Il Comites è un comitato che lavora per gli italiani e quindi anche per i furlans dal mondo e lavora in forme gratuite, volontarie e al insomma di un po' le necessità dei furlans e degli italiani dove vivono, in questo caso che è in Gran Canaria, una delle 7 isole Canarie. Maurizio Miglior quindi è il nuovo presidente del Comites delle Canaries e siamo veramente orgogliosi di lui. Quindi queste novità ci fanno piacere, vengo di dirsele e con questo un saluto con un gran mandi, buon lavoro a tutti e arrivederci a presto. Mandi. Maurizio Miglior, presidente del Comites delle Canaries. Mandi. E anche per Usgnot alle Dut si torna in avvio di domani. Mandi e buone serate.